Mirjana Trevisan è tra i veterani di questo lunghissimo GF VIP 6. Entrata nella casa a settembre scorso, ha anche iniziato una relazione con Biagio D'Anelli che sembra avere i presupposti per continuare fuori. Ma ieri è arrivato un aereo su Cinecittà che l'ha mandata in crisi. Mi risvegliati, non è amore. Da chi ti vuole bene. 22:22, è questo il messaggio aereo arrivato sopra la casa. Come un avvertimento per Mirjana Trevisan sulla sua storia con l'ex concorrente e, ovvio, la colta di sorpresa. C'è quindi chi cerca di metterla in guardia parlando di una non sincerità da parte dell'ex GFino, ma lei stenta a crederci e, anzi, continua a proteggere questo amore. Mirjana Trevisan e Lulu Selassie, scoppia la polemica, il progetto mio e di Biagio è limpido. Io ho guardato molto bene negli occhi Biagio, nonostante scherzo e gioco con lui, ma sta facendo qualche battaglia fuori per me e se stesso, ha poi detto a mente lucida Mirjana Trevisan. Questa settimana non c'è stato il doppio appuntamento del GF VIP 6, dunque bisognerà aspettare lunedì per avere chiarezza su certe dinamiche, liti, scoop e intrighi nati nella casa. E c'è anche una polemica scoppiata nelle ultime ore che ha investito Mirjana Trevisan e Lulu Selassie, altra concorrente sin dall'inizio di questo GF VIP 6. Il pubblico social ha notato che le due si sono appartate in camera da letto togliendosi il microfono, da qui il sospetto che si stessero accordando per le prossime nomination. E com'è noto il regolamento lo vieta, il bello è che dicono apertamente di dirsi delle cose sotto le coperte e usano frasi tipo, ne parliamo quando andiamo a letto. Ma non dovrebbe essere una delle regole non poter parlare di nascosto e senza microfoni per non essere sentiti? Si legge su Twitter. E ancora, mentre di là stanno a fare le pizze fritte, Mirjana e Lulu si stanno a fare tutti i loro inciuci notturni senza microfoni, per questo vanno a dormire alle 11. Ma ovviamente c'è anche chi difende Mirjana Trevisan e la Princess sostenendo che stessero parlando di tutt'altro.